onda Filo Diretto. Ed eccoci qua di nuovo insieme, la voce di Sammy Varin, ancora il buongiorno, anche se non è un buongiorno, siamo qui tutti quanti a ricordare la figura del nostro capo Umberto Bossi, se ne è andato ieri. E quest'oggi sta succedendo qualcosa di incredibile, cioè abbiamo giornalisti che ci vengono a cercare e che cercano notizie su Umberto Bossi, che cercano le registrazioni di Umberto Bossi e dell'intervista che abbiamo fatto fino a pochi minuti fa a Matteo Salvini. Il segretario federale della Lega è stato con noi l'intera mattinata e lo potete riascoltare tranquillamente se cercate Radio Libertà su Facebook o su YouTube, sulla pagina di Lega Salvini Premier, o ancora meglio visitando il nostro sito radiolibertà.net e cliccando podcast. Io riapro le linee, naturalmente, sono qui con voi fino alle ore 13, poi arriverà Antonino Danna, quindi non ci fermiamo oggi perché ognuno di voi ha qualcosa da raccontare riguardo al capo della Lega. Un momento insieme a lui l'avete sicuramente passato anche da lontano. C'è un qualcosa che vi ha colpito di Umberto Bossi, un qualche cosa che dobbiamo portare avanti all'interno della buona politica della Lega. A me ha colpito in particolare un articolo su Repubblica, a pagina 6 di Repubblica, le lacrime della sua Lega, il Colle che dice sincero democratico, ma soprattutto in taglio basso il ricordo di Bersani. Ha detto l'avversario al quale ho voluto più bene nella vita. Un bell'articolo quest'oggi sul quotidiano La Repubblica, ma devo dirvi su ogni giornale ci sono paginate e paginate per ricordare Umberto Bossi, figura sicuramente carismatica come non ce ne sono proprio più. La sensazione è quella. Intanto apro le linee allo 0292947222, ma a quest'ora no, di solito non c'è a quest'ora, ma non potevo arrivare a venerdì senza avere con noi quella che ci fa bloccare ogni settimana su tutti i social quando apre la bocca. È con noi Chiara Soldani, ciao! Ciao Sammy, ben trovato, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, insomma una diretta giustamente come ricordavi molto molto particolare, ovviamente mi unisco all'abbraccio alla famiglia e ai cari di Umberto Bossi, insomma oggi chiaramente a maggior ragione Sammy scambierai tu i tempi perché è giusto lasciare spazio ai nostri ascoltatori, ovviamente ai contributi in diretta in merito anche a questa notizia. E come no, e infatti chi vuole entrare con noi può chiamare 340, scusate, il numero fisso è 0292 94 7222 per entrare in onda in questo momento alle 12:14, oppure inviare WhatsApp, e ragazzi ne ho non so quanti, al 340 6709 659. E come avrete sentito i funerali di Umberto Bossi ci saranno questa domenica 22 a Pontida, all'abbazia del monastero, che tutti conosciamo perché ci si passa facendo una passeggiata per Pontida, all'abbazia del monastero di San Giacomo alle ore 14. Questa domenica a Pontida, i funerali di Umberto Bossi. E mentre arrivano i WhatsApp e le telefonate, Chiara, chiedo a te prima di tutto quello che è il tuo ricordo di Umberto Bossi. Pensando a Umberto Bossi, tu a che cosa pensi? Qual è la fotografia che ti viene subito in mente ricordando Bossi? Sammy, io non ho avuto modo di conoscere Umberto Bossi di persona, quindi ti direi qualcosa di inesatto se entrassi nel merito di ricordi specifici. Ovviamente la prima riflessione che mi viene da fare è questa: se noi in questo momento e in questi anni abbiamo avuto modo e continuiamo ad aver modo di parlare, di dialogare, di creare un filo diretto con coloro che ci ascoltano e che comunque di base condividono i nostri stessi valori, il merito va unicamente a Umberto Bossi. Quindi in primis un senso di gratitudine e di ringraziamento a prescindere da quelli che sono gli orientamenti politici. Poi in questi casi mi fa molto piacere che la polemica venga lasciata da parte e ci sia in maniera veramente composita, insomma corale, un pensiero e anche un ricordo da parte di Borsani. Mi fa particolarmente piacere, appunto come ti dicevo poc'anzi. Direi che l'immagine è quella di un personaggio che ha letteralmente fatto la storia.
può essere condiviso, ripeto, il suo pensiero o meno, ma se la Lega esiste è unicamente merito suo, e se la Lega ha avuto anche modo di evolversi in un certo qual modo, con opinioni chiaramente dissonanti, perché poi è giusto che ci sia una coralità di pensiero e anche appunto delle proprie peculiarità e sfumature nello stesso pur sempre orientamento politico, ti ripeto, appunto il merito va unicamente a lui, quindi va via e ci lascia un pezzo di storia non soltanto politica ma letteralmente della storia italiana. È vero, è vero, è vero. E la difficoltà è proprio portare avanti questa storia di buona politica con dei personaggi altrettanto carismatici, estrosi, ma soprattutto che abbiano un fiuto politico così potente. Intanto, mentre Chiara ti do qualche minuto poi perché non sfuggiamo alle tue segnalazioni settimanali, so benissimo che ti sei preparata qualche terribile notizia, non so se questa volta omofoba, razzista o che parla di vaccini, assolutamente mi devi dire le tue impressioni della settimana perché sono certo ne hai qualcuna in serbo. Intanto però leggo qualche messaggio tra i tantissimi che stanno arrivando al 340 6709 659. Condoglianze in primis a tutta la radio, a tutti i vertici leghisti, alla famiglia della Lega e alla famiglia del nostro condottiero Umberto. Il suo grido del 15 settembre 1996 a Venezia vive con noi, ci scrive qualcuno. Ciao Umberto, che la terra della nostra amata Padania ti accolga e sia lieve, ci scrive Marco da Milano. Buongiorno, grande Bossi, omaggio con il Va Pensiero. Ecco, anche in queste ore avrete notato che sono ritornate quelle canzoni che Umberto Bossi tanto amava, anche la Ranza, dico al nostro Simone, e poi la cerchiamo perché fa parte delle preferite di Umberto Bossi, e quando veniva in radio vi accorgevate che arrivava il capo perché partivano queste canzoni, erano un po' l'avviso, l'avvertimento, ma allora c'è Bossi, hanno messo la Ranza, anche perché sono pezzi assolutamente sconosciuti ma particolarissimi, roba veramente. Marco, ricordo a Modena quando partecipai a un'iniziativa con la sua presenza ed era all'apice della sua storia politica, si svolse al vecchio Palazzo dello Sport in Piazzale Molza ed era affollato, lo ringrazio per tutto quello che ha fatto nel bene e nel male. Come ogni politico certamente si sbaglia, ma bisogna avere coraggio, dire io ci sono, ed è l'argomento, la discussione che abbiamo fatto anche oggi di buon mattino, invitando tutti voi ad andare a votare questa domenica e questo lunedì per il referendum sulla giustizia, a dire proprio sì, ci sono, voto no, voto sì, ma voto. E la stessa cosa è il ritornare a votare, signori, per le elezioni. Ci sarà pure un partito che si avvicina alle vostre preferenze. Diciamo che ci siamo più coraggiosi, perché altrimenti il cambiamento non ci sarà mai se non diciamo la nostra. Ciao Bossi, noi non molleremo mai, ci scrive Pasquale da Berghem. Buongiorno, ho 40 anni e sono cresciuto col suo credo politico. Grazie a lui ho il mio credo politico. I suoi discorsi sono sempre attuali. Un saluto da Davide da Canegrate. Davide, lo dico a te e a tutti i nostri ascoltatori, nel corso della giornata, ora facciamo un filo diretto fino a sera, ma nel corso di questa giornata e di domani e di dopodomani riascolterete i principali discorsi di Umberto Bossi, quelli che ha fatto qua in radio con i nostri animatori e giornalisti, quelli che ha fatto naturalmente in giro per l'Italia e soprattutto al nord. È Chiara, tocca a te. Tocca a te. Ti ringrazio Sammy, ti ringrazio e insomma ti ripeto è veramente molto bello soprattutto quest'oggi, diciamo chiaramente per quanto si possa parlare di bellezza in questa giornata così particolare, però vedere e percepire nettamente il calore e l'affetto delle persone, anche perché ricordiamo una cosa Sammy, molto spesso noi parliamo di Pontida e anche Pontida è tutto merito di Bossi, se abbiamo modo di incontrarci, chiacchierare insieme, ascoltare in presa diretta i politici, incontrarli eccetera,
eccetera, chiaramente è merito suo. Poi tra l'altro ho scoperto, questa cosa mi era totalmente sfuggita, un curriculum che conosciamo benissimo, insomma molto ricco, quindi una persona estremamente preparata, ma anche cantautore, Sammy, questo di Umberto Bossi assolutamente non lo sapevo, tu sicuramente sei anche su questo fronte molto più preparato di me rispetto alla sua biografia. Sì, è vero, è vero, è vero. Ha fatto un 45 giri che dovrebbe ballare da qualche parte, dovremmo rintracciarlo. Secondo me in qualche hard disk c'è, che effettivamente, usando uno pseudonimo, che effettivamente aveva avuto non aveva avuto successo, assolutamente no, e per fortuna poi insomma ha deciso di fare qualcosa d'altro. Vai Chiara. È vero, allora Sammy, dai, concedimi la possibilità di farci bloccare, diciamo così, come giustamente dicevi, anche in questa settimana le notizie non sono mancate e non è mancato come sempre uno scandalo per quanto riguarda un po' il discorso accoglienze, soprattutto documenti falsificati per questioni unicamente ideologiche, persino mettendo a repentaglio la salute sostanzialmente di tutti. Ci troviamo a Ravenna e in questo caso ci ritroviamo a parlare di personaggi anti-CPR, ma in questo caso, Sammy, non parliamo di militanti o simpatizzanti, stiamo parlando di professionisti, di medici che hanno falsificato dei documenti di idoneità tralasciando tra l'altro malattie infettive gravissime, quindi stiamo parlando anche di questioni estremamente delicate per la salute di tutti quanti noi, per portare avanti una istanza, una battaglia unicamente ideologica. Stiamo parlando appunto dei falsi certificati anti-rimpatrio e anti-CPR, come dicevo poc'anzi, anche in presenza di gravissime malattie. I professionisti, per così dire, che si sono appunto macchiati di questo reato, certo, perché tra l'altro è stato contestato, ma entreremo poi più tardi nel merito, dicono di un'aperta contestazione del sistema di gestione dell'immigrazione clandestina e quindi si dicono paladini appunto dell'accoglienza indiscriminata, sostanzialmente andando poi anche contro a quella che è la propria etica professionale, perché ti ripeto, mettere a repentaglio la salute di tutti quanti noi parlando di malattie infettive anche gravissime, trovo che sia qualcosa di assolutamente inaccettabile. L'indagine della Procura di Ravenna su 8 medici del reparto appunto di malattie infettive, come dicevo, scatta una misura cautelare di interdizione alla professione per ben 10 mesi per 3 medici, mentre altri 5 ovviamente avranno un divieto che prevede appunto l'impossibilità di occuparsi di certificati di idoneità a centri di accoglienza e ovviamente insomma anche per le questioni di rimpatrio che negli ultimi tempi con le manifestazioni di remigrazione eccetera tornano ad essere argomenti davvero impellenti. Torniamo a Milano, finalmente possiamo essere almeno stavolta solidali con Matteo Bassetti, che è stato vittima di una rapina, di uno scippo veramente impegnativo, insomma, del quale poi si è sfogato anche sui social e insomma anche in questi casi, ripeto, tutte le polemiche le lasciamo da parte, chiaramente solidarietà nei suoi confronti e ha espresso delle parole molto forti nei confronti di Milano, della situazione e dell'emergenza sicurezza della quale noi ovviamente parliamo praticamente ogni venerdì. Le priorità di Milano riguardano in questo caso, proprio in questi giorni, la fine del Ramadan, quindi questa festa che verrà organizzata appunto in via Bernardino De Conti. Ci troviamo a Municipio 9, precisamente a Maciacchini. Ci sono chiaramente gli scontri poi politici, perché cosa succede? La sinistra italiana chiaramente difende e anzi finanzia tutte queste iniziative e Silvia Sardone, che sappiamo essere insomma sempre in primissima linea e oltre, inizia giustamente anche a rimarcare quelle che siano le mancanze di Milano, soprattutto sul fronte sicurezza, lo sappiamo benissimo, e appunto dice: mentre le periferie, e non soltanto, aggiungo io, vivono degrado e insicurezza, la sinistra pensa alle feste per il Ramadan, tutto per compiacere ovviamente i musulmani. E ricordiamo, se ci fosse una collaborazione, una serena convivenza alla luce del sole, senza tutte le realtà nascoste di moschee abusive e quant'altro, chiaramente insomma utilizzeremo anche noi, Sammy, dei termini molto più concilianti. Siccome stiamo vivendo anche un momento storico dove l'allerta terrorismo è altissima, mi sembra che questa iniziativa sia totalmente fuori luogo, insomma assolutamente non necessaria. Ma sappiamo bene che insomma a Milano le cose importanti passano in secondo, terzo piano e quelle irrisorie invece hanno sempre una risonanza importantissima.
e direi di chiudere, poi lascio nuovamente spazio appunto a messaggi e telefonate, Sammy, ovviamente anche al proseguo della tua diretta. Parliamo di un accordo molto molto particolare. Allora, siccome insomma noi siamo anche giustamente, quando è necessario, critici nei confronti comunque di governo e della maggioranza, perché bisogna essere obiettivi, a noi non piace essere faziosi ma raccontare le cose anche scomode, c'è questo accordo tra Trump e Javier Milei che insomma va decisamente contro gli interessi nazionali del Made in Italy. Allora noi ribadiamo sempre quanto sia importante tutelare le nostre eccellenze. Bene, questo accordo, che è stato stipulato tra due, tra virgolette, ribadisco e sottolineo le virgolette, amici dell'Italia, va invece in controtendenza, ed è stato un accordo infatti denunciato da Coldiretti e da Filiera Italiana. A rischio, con questo accordo tra USA e Argentina, la cancellazione di tutele DOP e IGT riconosciute appunto nell'accordo recente Unione Europea e Mercosur. Allora, cosa succede? Succede che vengono sdoganati i falsi d'autore, prodotti che verranno realizzati, ovviamente il finto parmigiano, il finto prosciutto di Parma, insomma tutti i prodotti dei quali ci fregiamo noi italiani, verranno appunto copiati e venduti, quindi protetti con queste specifiche, andando poi a creare una competizione ovviamente inammissibile e impari nei confronti dei prodotti italiani che vengono, sappiamo benissimo, esportati con grande successo. Questa apertura alle imitazioni rappresenta un enorme pericolo per tutta una serie di prodotti del nostro paese, e questa produzione, in base ad un accordo bilaterale tra Washington e Buenos Aires, mette in allerta giustamente tutti i produttori italiani. Apertura ai falsi d'autore, ricordiamo che invece sono ben 58 i prodotti tutelati e protetti appunto del nostro territorio nazionale. E tra l'altro, insomma, in questo accordo, visto che Milei offre sempre il fianco al suo amico Trump, insomma anche a danno della stessa popolazione argentina, ecco perché la questione anche dell'Argentina va molto monitorata, visto che Milei fa l'amico di Giorgia Meloni, ma evidentemente poi così tanto amico non è. Insomma, cosa succede? Viene sdoganato anche l'acquisto e facilitato l'acquisto di quantità ingenti di carne argentina per quanto riguarda gli Stati Uniti, un'importazione di carne bovina insomma di tonnellate e tonnellate, chiaramente con un ribasso ai danni dei produttori argentini, però per agevolare gli amici statunitensi. Insomma, Sammy, a livello di politica nazionale e internazionale una settimana movimentata. Ovviamente il prossimo venerdì entreremo ancora più nel dettaglio, però insomma era giusto riproporre un po' un riassunto delle notizie scomode della settimana, lasciando assolutamente la precedenza alle notizie di Umberto Bossi. Certo, anche perché comunque determinate battaglie le ha lanciate proprio il capo della Lega e quindi bisogna proseguirle, anche se è sempre molto difficile riuscire ad avere risultati. Lo sapete, si è in una coalizione dove la Lega non ha la maggioranza, e questo dipende anche da voi, anche dal vostro voto, dalla vostra voglia di alzare quel culo dal divano e andare, magari dopo anni, tornare a votare. E attenzione, perché già nei prossimi mesi ci saranno delle elezioni comunali, oltre naturalmente al referendum, che è una cartina di tornasole importantissima di questa domenica e questo lunedì, referendum sulla giustizia. Per il momento ci fermiamo. Chiara Soldani, sempre grazie per essere con noi, ci ritroviamo venerdì prossimo. Grazie a te, Sammy, un abbraccio, un saluto a tutti e ricordiamoci, evolversi senza mai snaturarsi. Credo che questo sia un messaggio importante, a maggior ragione in questa giornata così significativa. Della noce dai nostri campani, al paese portem gioi carpie. De trifăie, de menta e de fe, el moscat bien de fe quando el passa, che profunde per tu che me la sa, le godur de nos venisci che da fiache me slarga i polmoni. Eranza, tutta dal gen lusera,
Ranza, 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 la donna calassia, sul gerba è profumata, le distratti. Eh sì, oggi è una giornata molto particolare anche dal punto di vista musicale. Si ritorna indietro, si ritorna ai pezzi che Umberto Bossi lanciava da queste frequenze, quasi fosse un DJ, e quando andavano queste canzoni l'ascoltatore medio sapeva che c'era Umberto in giro e che stava per entrare in onda ai tempi su Radio Padania Libera. Sono le 12.34, Sammy Varina un altro ospite, lo conoscete certamente, anche lui è storico della Lega, è un personaggio che difende il territorio strenuamente e che interviene ogni qualvolta anche a Roma, dove lavora, qualcuno prende delle decisioni un po' strane, diciamo così. È con noi il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gianmarco Centinaio. Ciao! Ciao Sammy, ciao e ciao a tutti. E allora, insomma, è un qualcosa che ci è accaduto e non ce lo aspettavamo, perché sono quei personaggi che anche, certo, non stava bene, lo sapevamo, eccetera, però ti sembrano infiniti. E in un momento del genere, in mezzo alle guerre, a tante guerre, tra pochissimo si vota il referendum, domenica e lunedì, quindi un impegno incredibile in queste ore per gli ultimi messaggi. Abbiamo deciso di fermarci completamente. Oggi i leghisti hanno annullato tutti i loro impegni per ricordare Umberto Bossi, e naturalmente il tuo ricordo è uno di quelli importanti, soprattutto perché tra quello che Umberto ci ha insegnato è proprio la cosa principale: amare e difendere le nostre terre, e cosa che da giornalista che ti segue quotidianamente mi pare che tu faccia in maniera con grande entusiasmo, passione e anche un po' di incazzatura spesso, Gianmarco? Sì, effettivamente hai fatto la fotografia. Diciamo che quello in questo momento, queste ore, tanti giornalisti chiedono qual è l'eredità che ci ha lasciato Umberto Bossi. Ed è proprio questa, quella di ricordarci da dove arriviamo, di ricordarci che comunque abbiamo delle radici, nel mio caso Pavia, poi sono anche un quarto valtellinese, quindi molto lombardo, ecco, mettiamola così, e quindi anche quando vai a Roma devi ricordarti, arrivi, devi ricordarti chi sono i tuoi elettori, chi ti ha votato, anche chi non ti ha votato, e quindi lavorare per la tua terra.
E questo è un po' quello che mi sento di dire, ecco, in questo momento in cui secondo me la Lega ha fatto bene a decidere di interrompere, di non partecipare alle iniziative politiche che ci sono in questo momento, anche di fine campagna elettorale per il referendum, perché comunque io ricordo a tutti, e lo ricordo sempre, che se noi siamo qui, se Gianmarco fa il vicepresidente del Senato, se è un militante della Lega dal 1990, militante dal 94, tesserato dal 90, è grazie a Umberto, è grazie a una persona che, se vi ricordate i tempi, tu dicevi era un po' matto, no? Dice delle cose strane, però ha cominciato a lanciare dei messaggi che in quel momento la politica italiana non sapeva neanche che esistessero. La questione settentrionale l'ha tirata in ballo lui, la questione dell'immigrazione per primo l'ha tirata in ballo lui, la legge Bossi-Fini che è ancora in vigore porta il suo nome, il primo nome è quello di Umberto Bossi. Tutta una serie di cose che ripeto, che se tanti giovani adesso sono a parlare di Lega, fanno i dirigenti, si fanno tutto quello che fanno, è perché c'è stato un signore che ha creato un sogno. E quindi in questo momento non si può non ricordare tutto questo, e soprattutto io la cosa che ricordo di più, e mi piace dirlo, è l'ultima volta che ci siamo parlati è stato quando un momento in cui diciamo che è stato un momento anche un po' di screzio su determinate cose, però poi a lui alla fine mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto: ricordati, ci vuole testa ma ci vuole anche tanto cuore. Mi fa: e tu ce l'hai. E io questa cosa me la porto, da quel momento lì me la sono sempre portata nel cuore e nella testa, cioè il fatto di, quando fai politica devi metterci il cuore, devi metterci la passione, altrimenti diventa un lavoro come tutti gli altri, e la politica non lo è. Assolutamente no, la politica è cercare di dare risposte e comunque sempre ascoltare. È la cosa più importante che abbiamo imparato in tanti anni di radio, che avete imparato anche voi politici che siete diventati importanti e che avete fatto palestra anche qui a quella che era Radio Padania Libera, Radio RPL, oggi Radio Libertà, portando avanti trasmissioni, rispondendo alle domande degli ascoltatori. Non sembra, Gianmarco, ma effettivamente, sai, essere in linea con gente che ti fa delle domande e non sai cosa ti domanderà, e spesso e volentieri ci sono anche quelli che ci vanno giù pesanti, sì. È una bella palestra, è vero. È vero, Ci verissimo, sta. verissimo. E anche questa è stata una grandissima intuizione, una grandissima idea, cioè quella di mettere a diretto contatto i politici, mettiamola così, con la base, con il popolo, con i cittadini, perché se ci pensiamo, prima di noi, prima di Umberto, i politici vivevano nell'iperuranio, non si confrontavano con nessuno, Bravo. erano degli unti del Signore, no? E lui attraverso le sue iniziative, i gazebo, adesso tutti hanno il gazebo, ma chi è stato il primo a creare i gazebo sul territorio? E siamo stati noi, è stato Umberto con la sua, con la sua visione e con le sue idee. C'è tutta una serie di iniziative che adesso la politica dà per scontate, ma che se dovessimo portarle al marchio per registrarle, diciamo che lui sarebbe il fondatore anche di quello, e quindi veramente dobbiamo rendergli tutti cioè dobbiamo dire tutti grazie. È vero, e incanalare questo ricordo, certamente partecipando magari ai suoi funerali. Abbiamo sentito questa domenica a Pontida, ma soprattutto la cosa più importante che pensiamo è quella di farvi ritornare alla politica, voi che avete un po' perduto le speranze in questi mesi, in questi anni, e possiamo anche capirli, perché siamo in un momento che mancano soltanto gli extraterrestri, penso che sia avvenuto veramente di tutto, eppure
Eppure, ragazzi, la buona politica c'è ancora, e noi che ci conviviamo con esponenti politici come Centinaio ci accorgiamo che c'è una passione ancora fortissimo, che deve essere inglobata però. Ad esempio, Gianmarco, vogliamo ricordare che il 18 di aprile c'è un'importante manifestazione che penso avrebbe il plauso anche del grande capo Umberto Bossi, in Piazza Duomo a Milano, 18 aprile, ore 15, senza paura, e intitolata In Europa, padroni a casa nostra, che è un motto che mi pare di avere già sentito, è vero Gianmarco? Altro che, ma in quanti manifesti, quanta colla abbiamo attaccato per attaccare in giro, per attaccare i manifesti padroni a casa nostra, e in questo momento, soprattutto con un'Europa, diciamolo onestamente, Umberto anche sull'Europa aveva ragione, perché in tempi non sospetti diceva le cose che stiamo dicendo adesso. Quante volte sull'Europa l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, e in questo momento la voce deve essere ancora più forte, perché comunque alla fine più saremo, più faremo capire a tutti, anche ai nostri detrattori, che quel messaggio non è scomparso, ecco, non era un messaggio che è finito nel vento e solo sul prato di Pontida. Dirlo in Piazza del Duomo a Milano, andare a dirlo in Piazza del Duomo a Milano, vuol dire un messaggio ancora più forte. Segnatelo in calendario, ci troviamo lì, 18 aprile, ore 15, Milano, Piazza Duomo. E io ringrazio il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gianmarco Centinaio. Sammy, ti abbraccio fortissimo, ci vediamo presto. Grazie. Ci vediamo domenica. Certo. Un abbraccio Gianmarco, e naturalmente un abbraccio a tutti voi che vi state già organizzando per partecipare questa domenica a Pontida, in provincia di Bergamo, il luogo dove ci troviamo ogni anno nel grande evento della Lega, ai funerali di Umberto Bossi. Intanto sono ancora con voi in diretta e sto rispondendo a centinaia e centinaia di WhatsApp al 340 6709 659, ragazzi miei, grazie a tutti voi per il vostro ricordo. Il vostro ricordo anche in diretta telefonica, potrete riascoltare tutte le telefonate che sono arrivate. Questa mattina c'è stato Matteo Salvini, fin dalle 8:15 ha voluto entrare ed è stato poi in onda con me e con Giulio Cainarca fino a quasi mezzogiorno, e potrete riascoltare tutto quanto nelle prossime ore, perché la programmazione si ripeterà sia questa sera che sabato e domenica, perché per noi, ve l'ho detto, io quando ho visto la notizia alle 8:30 di ieri sera della morte di Bossi, ho aspettato 10 minuti, ho aspettato un quarto d'ora, poi stavano arrivando così tanti messaggi sul mio cellulare, le telefonate, che ho detto no, prendo e vado. Ho preso la macchina e sono venuto qua in radio per cancellare, stracciare la programmazione che c'era in onda e trasmettere esclusivamente la voce di Umberto Bossi, voce che è risuonata, come piaceva a lui, di notte, perché lui viveva di notte e faceva tardissimo, chiacchierando con i militanti o con i colleghi politici. Per tutta la notte lo abbiamo ascoltato e riascoltato ancora questa mattina presto. Lo risentirete anche questo sabato e questa domenica durante i suoi funerali. Seguivo Bossi dai primi anni 90, anni in cui non mi sentivo italiano e non mi trovavo nella cultura del tempo. Lui mi ha fatto capire chi sono, un padano. E sapere chi sei è una cosa fondamentale. Grazie a Roberto dalla Brianza. Buongiorno, Bossi era capo di un movimento originale con tante idee, nulla a che vedere con il partito di oggi. La Lega di oggi è un partito come tanti, pronto solo a inseguire le mode del momento, senza spirito e inconcludente. Grazie Dario, non ne sono convinto, semplicemente la Lega oggi non ha i voti che dovrebbe avere, perché si trova all'interno di una coalizione dove purtroppo il perbenismo e il non coraggio
è più forte del coraggio. Sarà perché siamo uno dei governi più amati in Europa, abbiamo stabilità, eccetera, però la stabilità poi la paghi perché non puoi prendere determinate decisioni, non puoi dire determinate cose. Ecco, se dobbiamo fare un rimprovero alla Lega è che forse, lo avete detto anche voi questa mattina allo stesso Matteo Salvini, bisogna avere un po' più di coraggio e certe cose dirle. Ma sapete bene che in un momento storico del genere, se dirai determinate cose, dopo 10 minuti, anzi meno, ci sarà qualcuno che ti indicherà la porta per uscire dal governo. Dani, ciao Sammy, oggi è una giornata triste, ci lascia una personalità genuina, combattiva, grande. Visto che c'è Salvini, ricordagli che per onorare il senatore deve assolutamente impegnarsi per il sindaco di Milano e per il governatore della Lombardia, 2 posti strategici che non possiamo lasciare in mano a nessuno, come lui avrebbe voluto. Hai ragione Dani, soprattutto perché anche in questi giorni leggiamo sui giornali determinate cronache che fanno capire che all'interno degli altri partiti di coalizione di centrodestra la caratura, la qualità del politico lascia un pochettino a desiderare. Sto esagerando? Luca, soprattutto Bossi e poi Miglio, Oneto, il sogno di morire nella Repubblica del Nord. Un grazie enorme, per sempre nei nostri ricordi. Buongiorno Radio Libertà, vogliamo inviare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del grande Umberto Bossi, un caro saluto allo staff della radio, Claudia e Lorenzo da Bergamo, piacere di ritrovarvi. Libertà, oggi chiudeva Sportiva, ciao Senatur, Silvio da Torino, io voto sì in sua memoria e in quella di Berlusconi e di Maroni. C'è voluto il decesso del Senatur per poter risentire il nostro inno padano. Le parole di Bossi nell'intro che mi ha fatto piangere, che quell'intro lo trasmettevo ogni mattina alle 6 quando cominciavo la Padania sveglia in diretta. E al pari del discorso da caponare la pelle di William Wallace, la cosa peggiore per noi sostenitori militanti della vecchia guardia è constatare che la Padania libera non si è realizzata e che siamo nella merda ancora più di allora. Ma no, io su questo non sono d'accordo. È chiaro che puntare sulla Padania libera, sulla secessione, era un qualcosa di esagerato che serviva però per mettere sul tavolo le problematiche non solo del nord, ma di tutta l'Italia. E penso sia servito questa cosa, perché alla fine siamo riusciti a far inserire in Costituzione il federalismo, neanche da noi, dal centro-sinistra, e a portare avanti l'autonomia che zitti zitti, quatti quatti, stiamo comunque per mandare avanti seriamente, cioè sta per ingranare la marcia definitiva, forse l'ha già ingranata. Chiaro, siamo diversi, cioè le esigenze del nord sono diverse da quelle del sud, la vita del nord è diversa da quella del sud, ma non per questo penso che, vi parla un secessionista di quei tempi, che ci voglia la secessione. Forse è meglio quella famosa frase che ha detto un presidente della Repubblica un po' di anni fa: uniti sì, ma all'interno delle differenze e delle responsabilità. Quindi uniti all'interno delle differenze. Secondo me ce la possiamo fare, è chiaro che c'è bisogno del vostro aiuto, di voi che avete perso le speranze, avete perso lo spadone, è forse il caso che lo ritroviate, questo spadone. È stato un grande, dotato di eccezionale carisma, ha amato tanto il suo nord, un altro messaggio. Bruno da Genova, condoglianze alla famiglia di Umberto, alla famiglia, alla Lega, alla radio. Buongiorno e condoglianze. Per far capire la sua qualità di politico dovreste far sentire il discorso sull'Europa fatto nel 2000. Sapeva come sarebbe andata e parte dei suoi discorsi li ascolterete proprio nel pomeriggio e in questo weekend. Bossi con Miglio al suo fianco aveva portato la Lega a livelli galattici. Libero, forte, senza paura. Bossi era così e così è Salvini e così mi sento e voglio essere io.
anche Gaber super. Tra le canzoni c'era anche La libertà di Giorgio Gaber. E comunque, a proposito di Va Pensiero, non voglio spoilerarvi nulla, ma secondo me si appresta a ritornare come sigla della diretta alle 7:25, quando cominciano le nostre trasmissioni. Vi ho detto qualcosa? No, non avete sentito niente, non fate la spia. L'Italia non potrà essere unita, non potrà mai essere unita. Mentalità troppo diverse. Salvini sta distruggendo il senso della nascita della Lega. Salvini lasci spazio ad altri leghisti veri, se esistono, hai fatto bene a specificarlo. Ho già parlato alla radio, ma rinnovo: alla famiglia di voi tutti vive condoglianze. Sì, se esistono altre persone che abbiano un intuito così forte come quello di Bossi, come quello di Salvini, come quello che è stato di Roberto Maroni e di altri. L'unica è tornare al pre-Italia Unita, dove ogni popolo si gestiva e commerciava con chi voleva. Oggi neppure Roma governa, ma BlackRock, ci scrive Marco. Con tutto rispetto per i defunti, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E ancora, nel mentre del mondo l'aborto fino alla nascita trionfa, Gran Bretagna si accoda, ma parliamo d'altro. Caro Marco, oggi parliamo veramente d'altro, spero ci vorrete perdonare, ma tranquilli, poi da domani si ricomincia pancia a terra. Te l'ho detto, la Lega ha fermato completamente ogni attività quest'oggi e ci fermiamo a ricordare Umberto Bossi, a ricordare quanti momenti abbiamo passato con lui, in battaglia con lui o, attenzione, anche contro di lui. Oggi, se acquistate qualunque giornale di sinistra, Repubblica, La Stampa, e ci sono interviste bellissime con esponenti che non la pensavano assolutamente come Bossi, ma che lo ricordano positivamente. Cioè, erano battaglie che facevano bene alla salute. Devo essere sincera, io sono diventata militante della Lega grazie a Matteo. Probabilmente non lo sarei mai diventata con un segretario come Bossi. Vero, c'è anche questa diatriba. Con Bossi era difficile andare d'accordo. Cioè, pensate che quando mi salutava qui nel parcheggio di Via Bellerio, sai come mi salutava Simone Bossi? Così, facendo le corna. E io lo salutavo, Umberto, e lui faceva così. Cosa dobbiamo fare? Ma non è mica l'unico. Tu dici, ma allora è vero, Sammy, se ti salutano tutti con ma no, ma si scherza, no? Comunque sì, gli riconosco il grande merito di avere sbaragliato la politica, ma in modi non mi piacevano, un po' come il Trump di oggi. Ciao Sammy, ricorderemo sempre il grande Umberto Bossi. Sentite condoglianze Marco e Marinella. Monza Brianza. Va pensiero tutti i giorni col coro per ricordarci che possiamo liberarci dalle schiavitù che anche ancora oggi ci tengono in catene. Marila, grande anche tu. Va pensiero, Sammy, va pensiero. E sono contenti che abbiamo mandato un po' di volte il va pensiero. Grazie Bossi, sei stato un grande e grazie per quello che hai fatto per tutti noi, rimettendoci anche la salute. Un grande personaggio e amico di tutti noi. Per portare le mie condoglianze alla famiglia di Umberto Bossi e Matteo Salvini e alla Lega, a tutti noi leghisti, uniti tutti dagli ideali che lui ha sempre portato avanti e che hanno ispirato le nostre vite. Grazie Umberto Bossi, grazie. Che triste giorno, condoglianze a tutta la famiglia della Lega e alla famiglia Bossi. Dal 92 che lo seguivo, visto dal vivo la prima volta nel 93, mi ha cambiato la vita. Poi GNP, Marcia del Sole nel 97, visto probabilmente centinaia di volte. Non ce l'ho fatta questa mattina, ho preso un giorno di ferie, di riflessione e di ricordo. Grazie per la trasmissione Sammy, viva Umberto, sempre nel cuore. Che nostalgia, che emozione sentire ancora parlare di Padania. Ci vorrebbe un ritorno di fiamma, un ritorno di scossa. Condoglianze alla famiglia di Bossi, vedrete che ci sarà questo ritorno. E poi in tanti che mi mandate la vostra foto, guarda, Luciano è con un giovanissimo Umberto Bossi, faccelo vedere, che ricordi incredibili, ma ognuno di voi c'ha una foto con Bossi. Io forse sul palco, quando è venuto a Cassano Magnago, forse avete sentito anche tra i suoi discorsi uno che ha fatto a Cassano Magnago, l'ho presentato, sì. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, sei stato grandissimo, guardaci da lassù, Rita e Luciano. Va pensiero sì, ma originale, ok, e ci stiamo pensando.
Condoglianze per la perdita del fondatore della Lega. Ho ascoltato la canzone La Padania e mi sono accorta che non è cambiato molto da quando Bossi si batteva per tutti noi. Grazie ancora. Grazie Pina. Sì, molti non lo sanno, ma io ho anche cantato una decina d'anni fa un pezzo intitolato La Padania, che trovate facilmente su YouTube. Un errore giovanile? No! Un divertissement, un divertimento che ho voluto fare perché io faccio trasmissioni quasi sempre divertenti. Se lo avessimo seguito staremmo meglio. Molti giovani del nord non sarebbero dovuti emigrare per avere opportunità negate in questa cloaca italica. Non dovremmo pagare il pizzo di 100 miliardi l'anno a Roma, ladrona e mafiosa, e il sud non sapremo nemmeno più che cosa sia. Io l'ho sempre votato, ma troppi padani hanno tradito e adesso siamo fregati. Ci fermiamo, certamente sto per fermarmi, ragazzi miei, anzi mi fermo perché in chiusura di trasmissione trasmettiamo Suffia forte il vent del nord, un brano che certamente tutti voi conoscete, sto parlando ai nostri registi, è arrivata anche Natalia nel frattempo e chiaramente loro non lo conoscono, ma noi lo conosciamo molto bene, inserito anche in una compilation che Sammy Varin vi ha fatto avere in tutti questi anni di Radio Padania, RPL, Radio Libertà, la Bovisa String Band, dopo la sigla, Suffia forte il vent del nord. Vi invito a non cambiare stazione perché la diretta prosegue per tutto il pomeriggio e oltre.